I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto del locale nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, al termine di una complessa attività di indagini e analisi documentale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica sia di Agrigento che di Sciacca oltre 70 persone residenti nell'intera provincia, individuati quali indebiti percettori del beneficio del reddito di cittadinanza. L'attività di polizia giudiziaria ha consentito di riscontrare molteplici irregolarità in relazione alle autocertificazioni prodotte per ottenere il sostegno economico. I dettagli illustrati nel corso di una conferenza stampa stamani presso il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Comandante, ci illustra gli sviluppi di questa operazione: 77 individui denunciati per indebito percepimento di reddito di cittadinanza. Parliamo di un danno erariale stimato approssimativamente in 750.000 euro, un'attività che l'Arma di Agrigento ha condotto insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato per il Lavoro, che ci ha consentito di esaminare al momento 4.500 fascicoli di richiedenti di reddito di cittadinanza. Sono 77 per adesso i denunciati, di cui 22 stranieri, i quali sono stati hanno dichiarato il falso principalmente in relazione a dei provvedimenti restrittivi, quindi al fatto di essere stati arrestati o denunciati, ma anche a aver attestato una falsa residenza o una falsa disoccupazione. Diciamo che il reddito di cittadinanza in questa provincia sta colpendo tantissimo quello che è il mondo dell'imprenditoria, un'imprenditoria principalmente rivolta alla ristorazione ma anche al settore agrario, che sta cercando di ripartire nella fase di chiusura del Covid, ma che non trova collaborazione dal punto di vista dei giovani. Cioè, quello che voglio dire è che è molto difficile trovare dei ragazzi disposti ad essere assunti, in quanto sono in tantissimi che preferiscono rimanere a casa e continuare a percepire il reddito di cittadinanza. Tra questi furbetti del reddito di cittadinanza c'è anche gente con la linea penale non proprio pulita. Ecco, quello che sorprende è che ci sono tantissimi soggetti condannati per mafia, che hanno presentato domanda di reddito di cittadinanza. Quanto è importante per l'Ispettorato del Lavoro e come lavorate qui in provincia di Agrigento? Allora, intanto noi lavoriamo sia unitamente agli ispettori del lavoro, sia congiuntamente con l'Arma territoriale, perché l'Arma territoriale fa base dappertutto in tutti i comuni, quindi ci appoggiamo a loro soprattutto per conoscere che tipo di attività le aziende che sono, quindi le verifiche le facciamo a 360 gradi in tutti i settori, sia che siano edilizia, stabilimenti balneari, agricoltura, e proprio in questo settore dell'agricoltura i nostri controlli si basano soprattutto e dove si trovano la maggior parte dei percettori dei redditi di cittadinanza, perché è difficile controllarle in aperta campagna. Non ricordo il nome e cognome. Luogotenente Ignazio Montalbano. Grazie.